Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il notiziario con la situazione dell'epidemia da coronavirus e con le decisioni sanitarie e politiche ad essa collegate. La prima buona notizia è che a partire da stasera alle 23 saranno aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anche per la fascia tra i 12 e i 29 anni e quindi da stasera la campagna anti-Covid è davvero per tutti. La ripresa non può non passare attraverso la possibilità data a tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza, ha detto oggi il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti. Purtroppo fino ad oggi la scuola ha avuto la necessità della didattica a distanza e la presenza per i giovani è fondamentale per l'apprendimento ma anche per le relazioni sociali, importanti in questo periodo. E sempre a proposito di coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza nel pomeriggio di oggi ha firmato la deroga che permette agli stranieri di entrare in Italia senza dover fare il tampone. Una firma attesa già da qualche giorno, che è subito rimbalzata nel territorio di frontiera del Varesotto, che ormai da ottobre sta vivendo una crisi senza fine. A darne notizia sui social network è stato il senatore democratico varesino Alessandro Alfieri, che in queste settimane ha lavorato per far riconoscere la specificità di questo territorio di confine anche a Roma. I cittadini svizzeri, residenti entro i 60 km dal confine, potranno venire in Italia senza doversi sottoporre al tampone, fino a 30 km dal confine. Infine, per quanto riguarda la pagina del coronavirus, i dati della giornata, che sono anch'essi positivi. Con 40.748 tamponi sono 519 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività che è stabile all'1,2%. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva, meno 13 per un totale di 207, sia negli altri reparti, meno 71 per un totale di 980. 10 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.630 morti in regione. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, 67 a Bergamo. Varese è terza in questa graduatoria con 57 nuovi casi. E torniamo ora alla tragedia di Stresa, con una nuova ipotesi di spiegazione dell'accaduto. Potrebbe essere stato l'impiego massiccio dei cosiddetti forchettoni durante la corsa della funivia del Mottarone ad avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e quindi a provocare la rottura all'altezza dell'attacco del carrello. È appunto una delle numerose ipotesi al vaglio dei consulenti della Procura di Verbania che devono fare luce sulle cause dell'incidente del 23 maggio, che è costato la vita a 14 persone. Gli accertamenti tecnici sono piuttosto laboriosi e richiederanno fra l'altro un accesso all'interno della cabina, che è ancora sul posto, e che potrà essere rimossa solo attraverso una serie di accorgimenti. Lunedì è prevista una nuova ispezione. I forchettoni, lo ricordiamo, sono quei ceppi che impediscono al freno di emergenza di scattare, interrompendo la corsa. Durante il normale orario di servizio devono essere rimossi, ma il 23 maggio erano stati lasciati sulla cabina 3. Le indagini hanno appurato che questo espediente, non consentito, era stato adottato diverse volte nel corso del mese e forse anche in precedenza, addirittura 7 anni fa, già nel 2014, come sarebbe testimoniato da alcuni video girati da un turista svizzero che sono stati inviati nei giorni scorsi alla Procura di Verbania. Andiamo ora a Legnano, dove chi usa la bici viene premiato. Come? Lo scopriamo attraverso questo servizio del collega Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. Il sindaco Lorenzo Radice crede nella mobilità dolce e in effetti i dati relativi al progetto del bonus mobilità varato dal comune di Legnano gli danno ragione. Nel mese di maggio sono stati 182 i legnanesi che hanno aderito all'iniziativa. Praticamente si tratta di ottenere un tot di rimborso per ogni chilometro percorso in bicicletta per spostarsi da casa ai luoghi di lavoro e viceversa. 25 centesimi per ogni chilometro non sono tanti, anche perché poi c'è un tetto di 2 euro al giorno che non può essere oltrepassato, ma è il principio che conta. Il principio per cui per muoversi non bisogna spendere, ma possibilmente guadagnare e far guadagnare anche l'ambiente e la propria salute. A settembre il progetto sarà allargato anche alle scuole, c'è da scommettere che i numeri potranno almeno raddoppiare, perché tantissimi sono gli studenti che ogni giorno prendono la bicicletta, virus permettendo, per arrivare fino alle aule. E infine lo sport. Il turno infrasettimanale di eccellenza sorride alla Varesina. La squadra di Spilli passa infatti sul campo del Luciano Manara con i gol di Deodato e Cate, vincendo 2-0.
e riguadagna la scia della capolista Olginatese, che è stata invece rimontata 2 volte sul campo del Gavirate, per un risultato finale di 2-2. Ora in graduatoria sono 3 i punti che separano la formazione leader e le Fenici, e al termine del campionato mancano 2 giornate. Da tenere presente però che l'Olginatese deve ancora osservare il turno di riposo. Ciò significa che se la Varesina non sbaglierà nelle prossime 2 partite, sarà quantomeno spareggio per salire in Serie D. E questa era l'ultima notizia. L'informazione di Prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.